Ha patteggiato un anno di reclusione pena sospesa, oltre alla sospensione della patente per disposizione del prefetto, l'albergatore veneziano che nel marzo scorso travolse e uccise sul colpo Stefano la sorella, ex croupier del Casinò di Venezia, mentre quest'ultimo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a poca distanza da casa, il sinistro stradale in via Sandro Gallo, altezza Bar da Bepi al Lido di Venezia. A chiudere la vicenda, almeno dal punto di vista legale, anche la transazione del risarcimento già avvenuta ai familiari della vittima attraverso la compagnia assicuratrice del mezzo investitore, una cifra economicamente importante, anche se qualsiasi importo non potrà mai compensare la vita e la perdita di una persona cara. Così il legale dei familiari della vittima. E detto accordo è sicuramente stato favorito dalla transazione che è stata raggiunta in ambito risarcitorio con la compagnia di assicurazione del mezzo responsabile e i familiari del povero, la sorella, la moglie, 2 figli, una nipote e 3 fratelli. Una vicenda che riporta di triste e tragica attualità la frequenza sempre più preoccupante dei gravi incidenti stradali nell'isola, come conferma l'avvocato Augusto Palese, che segue anche l'associazione familiari vittime della strada. L'episodio di La Sorella. L'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada fa appello alla pubblica amministrazione del Comune di Venezia e alle forze dell'ordine affinché investano in prevenzione di questi incidenti.